Marghera, ultima bonifica. Per le discariche abusive un conto da 17 milioni. 16.800.000 euro è quanto l'Italia ha già pagato a Bruxelles per le 7 discariche abusive del Veneto, 6 delle quali nel veneziano, inserite oltre 200 sparsi in tutto il paese, che hanno fatto scattare la procedura di infrazione europea. Una multa salata, infatti, a colpi di 200.000 euro a semestre per discarica dal dicembre 2014, che supererà i 17 milioni complessivi. Oggi la vicenda è quasi al capolinea. Restano ancora 2 siti sotto procedura, l'area Amiatello a Marghera e Val d'Ario a Chioggia. Per Marghera abbiamo già inviato la richiesta di uscita dalla procedura alla Commissione europea e contiamo di avere una risposta entro la fine dell'anno, spiega il generale dei Carabinieri Giuseppe Vedalà, commissario straordinario per le bonifiche, nominato dal governo nel 2017. L'intervento sull'area Amiatello, quasi 18 ettari lungo la Romea di fronte alla SME, è ormai alle battute finali. I grandi teli neri che coprono porzioni di terreno sono il segno visibile della capping, la tecnica che confina i rifiuti inquinanti in zona isolata, delimitata da palancole e teloni, per evitare dispersioni. Il cantiere è affidato a Veneto Acque e realizzato dall'azienda cericola di Lenciano. Vale 7 milioni di euro. Il capping è concluso, siamo alle rifiniture, conferma Vadalà. L'area Amiatello da sola è costata 3,8 milioni in sanzioni accumulate in 19 semestri di multe. A regime saranno 20 o 21, fino all'attesa chiusura della procedura a cavallo tra il 2025 e il 2026. Mentre Rusped Escavatori continua a lavorare tra via Bottenigo e il palazzo dell'Agenzia delle Entrate, resta aperto il tema della destinazione urbanistica. Il piano regolatore del comune prevede verde pubblico attrezzato, un contenitore flessibile che può ospitare parcheggi, campi sportivi, aree ricreative, ma anche palestre, ristorazione e attività ricettive. Una scelta che apre il dibattito tra chi chiede spazi verdi veri e chi teme nuove colate di cemento. Se le discariche abusive si avviano a chiudere la loro lunga stagione di sanzioni europee, molto più complessa è la situazione del SIN di Venezia, Porto Marghera, il più esteso del Veneto. Qui i numeri parlano di una bonifica al palo. Solo il 21% della superficie a terra e lo 0,1% della falda sono stati risanati in oltre 20 anni. Lo scorso gennaio la mobilitazione Ecogiustizia Subito, promossa da ACLI, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Lega Ambiente e Libera, ha portato a Venezia associazioni e sindacati davanti alla Regione Veneto per un flash mob che ha denunciato la lentezza delle bonifiche, chiedendo controlli, fondi stabili e un vero piano di rigenerazione. Nel pomeriggio a Marghera è stato firmato un patto di comunità con la CGIL Cisle Will per mettere al centro salute, ambiente e lavoro. Su 1.618 ettari di SIN sono stati bonificati appena 339 a terra e un ettaro di falda, ricordano le associazioni. Serve un'accelerazione perché a pagare sono i cittadini e lo sviluppo del territorio ancora ostaggio di attività industriali. Il quadro è quindi a 2 velocità. Da un lato le bonifiche delle discariche abusive, oramai prossime alla chiusura, dopo appunto anni di sanzioni, dall'altro il risanamento della grande SIN, che continua a scontare ritardi, tagli e rimpalli di responsabilità. Porto Marghera resta una ferita aperta. Decenni di inquinamento hanno lasciato un'eredità pesante, fatta di terreni contaminati, falde compromesse e salute dei cittadini a rischio. La sfida per le istituzioni locali e nazionali è trasformare la bonifica in occasione di rigenerazione urbana ed ecologica, evitando che i milioni spesi servano a coprire i problemi senza però risolverli. E noi anche come forze politiche dobbiamo fare in modo che questo non avvenga al più presto possibile. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.